risultato finale delle big match tra Palermo Futsal Club e Pioppo Futsal è di 5-2 e siamo qui con il protagonista, con la P maiuscola, Lorenzo Chinnici. Che partita! Ti do subito un giudizio sulla tua prestazione. Tanto buonasera a tutti, grazie sempre a Marco Gianluso che è qui. Intanto volevo sempre ringraziare, a prescindere dai nostri tifosi, ma soprattutto quelli del Pioppo, perché è veramente uno spettacolo ogni volta. Niente, una bella prestazione da parte dei miei compagni, ci tenevamo molto a questa partita, molta grinta e soprattutto spettacolo, spettacolo. Niente da aggiungere. Possiamo dire due squadre che meriterebbero palcoscenici più importanti? Sì, sì. Secondo me queste due squadre no, perché faccio parte del Palermo Football Club, però anche il Pioppo, secondo me sono due squadre di fuori categoria. Sempre spettacolo fra di noi. Tu non segni tantissimo, non l'hai mai fatto in carriera, per oggi fai due gol che hanno un'importanza incredibile, date anche le assenze di Vito La Fiura ed Emanuele Fiorentino. Sì, infatti oggi già parecchie partite mancano Vito La Fiura, il capitano, e Fiorentino, che sono molto essenziali in questa squadra, non perché i miei compagni gli altri non lo siano, però sono altre due risorse importanti. E oggi volevo portarmi la squadra sulle spalle e naturalmente ci sono riuscito, e spero al rientro il prima possibile dei miei compagni. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita, si gioca in casa dell'Oratorio Cosme e Damiano, una gara molto complicata perché è un campo diverso a quello al quale siete abituati. Che gara sarà se conosci gli avversari? Allora, gli avversari alcuni li conosco, spero che non sottovalutiamo la partita. Naturalmente tutte le partite adesso sono finali per noi e speriamo di portare il risultato a casa, perché è molto importante fino per ora.